Qui in studio Paolo Pizzolatto, prima il Veneto. Pizzolatto, bentornato. Paolo Pizzolatto, nemmeno questa soluzione degli hub in Albania evidentemente trova in qualche modo l'approvazione, in questo caso della magistratura, che li rimanda indietro. Io sono molto preoccupato della situazione all'interno di questo Paese, perché mi sembra di capire che anche a livello di preparazione, a livello culturale, a livello politico, non ci sia più una direttiva o una norma da seguire. Sinceramente rimpiango, anche se non sono poi tanto vecchio, la politica di tantissimi anni fa, che secondo me era nettamente più precisa. Faccio una premessa: io non si può dire di certo che io sia una persona di sinistra, però ho visto in questi ultimi anni fare delle gaffe da parte di un governo di centrodestra che sinceramente non mi aspettavo, proprio perché logicamente mi aspettavo un miglioramento rispetto ai governi che c'erano antecedentemente, e invece ho visto veramente un calo di gestione. È stato votato per preparare questo hub all'interno dell'Albania spendendo 1,5 miliardi nel corso di 3 anni. Abbiamo cercato di fare in maniera deterrente, di transitare quelli che sono non i migranti. Sono stanco di questo termine e lo dico anche per la gente che ci sta ascoltando, che il migrante, anche sul vocabolario, è una persona che si reca in un'altra terra, in un altro stato, in un'altra parte per cercare lavoro, per motivi di guerra o altre cose, e questi che invece arrivano non vengono qui per nessuna tipologia di motivazione, perché non scappano da guerre, non scappano da calamità, non scappano dalla fame, perché Tunisia, Egitto adesso in questo momento non sono paesi in guerra, e io continuo a ripetere che il termine esatto per queste persone è clandestino. È clandestino. Una persona che si reca da me senza documento è un clandestino. Chi non riesco a identificarla vicino al mio cancello, vicino alla mia casa, per me è un clandestino fino a quando non lo riconosco. Per cui basta con la parola migranti. È una cosa che ha stancato tutti gli italiani. Io sento le voci della gente che vengono in banca, che vengono allo sportello, che trovo per strada, che intervistiamo, ed è una cosa completamente ridicola. Allora partiamo. Viene stanziato 1,5 miliardi per fare questo hub in Albania all'effetto deterrente. Per carità di Dio, io i soldini avrei preferito mantenerli in Italia, sinceramente, con la crisi che abbiamo in questo momento e con il governo che sta preparando questa manovra economica che è veramente un po' difficile. Io lavoro in banca e ho i dati della Banca d'Italia, e non solo quelli che dice la signora di Più Europa. Chiedo umilmente scusa di questa cosa, poi li dirò io quali sono veramente i dati. Mi trovo notevolmente in difficoltà. Il 4 di ottobre viene votata in Europa una legge che identifica quelli che sono i paesi quelli che sono sicuri da quelli non sicuri. Vota questa legge anche l'Italia. Arrivano questi clandestini a Lampedusa, vengono raccolti, non vengono nemmeno censiti, infatti poi è venuta fuori la gaffe dei minorenni, eccetera, eccetera. Vengono spesi 280.000 euro di trasporto per 15-16 persone per essere trasportati in Albania e poi ricondotti indietro. Allora, mi dispiace che gli italiani non si parlino, non si capiscano fra di loro. La magistratura non ha fatto altro, per carità di Dio, spero proprio si siano sbagliati, applicare la legge che era stata approvata il 4 di ottobre in Europa, dove avevano votato anche gli italiani questa legge qui. E la gaffa che è stata fatta è che non si è riuscito a capire, a censire o identificare la legge, perché il tempo era troppo breve, senza fare in maniera che questi andassero via per poi essere riportati. Da notare che tutte queste spese, tutte queste cose gravano sulla testa degli italiani economicamente. Non è che abbiamo un fondo per la gestione di queste cose, magari avessimo un fondo a parte, li stiamo pagando noi con i nuovi aumenti, con le tasse, cose di questo genere. Poi, altro passaggio, non è possibile che il paese sia stato così tanto riempito di clandestini che adesso ci stiamo preoccupando di quelli che arrivano, di trasferirli in Albania, di farli portare in Albania, e non si possa far nulla per quelli che abbiamo dentro irregolari in questo momento, prendendoli e riportandoli in Albania. Vi ricordo che a Mestre di sera non si circola più. Mestre è stata divisa con Brugnaro, che va in giro di notte a luna a salutare la gente, a stringere le mani. Poteva farlo un po' prima, perché è un uomo finito secondo me politicamente, ma poteva sbagliarsi prima relativamente a come ha presa Mestre. Mestre è stata divisa fra nord e sud. La parte nord è dove il valore degli immobili stanno completamente degradando. La parte sud è quella nuova invece che sta crescendo, dove gli immobili costano ancora. Perché proprio i mestrini si spostano da una parte all'altra per la paura, per la consapevolezza che in piazza Ferretto dopo le 9 di sera non vai più fuori, perché è colpa di questi clandestini
clandestini non migranti che sono venuti da noi, che non sono stati portati in INAB prima, che sono stati identificati, a cui non abbiamo dato i famosi posti di lavoro che dice la signora di cui abbiamo bisogno e invece non è vero assolutamente nulla, diciamo, e siamo ridotti in questo stato per questo motivo. Un piccolo appunto. Al 31 dicembre 2023 abbiamo perso, dati Istat e dati della Banca d'Italia, 920.000 posti di lavoro. A metà anno l'Istat e la Banca d'Italia dicono ci sono stati 580.000 nuove assunzioni, belli dati per questo governo, bellissimi dati per cui un incremento, di cui, e il giornalista in quel momento annuncia anche la cosa sottovoce, il 3% a tempo indeterminato. Il 3% a tempo indeterminato. Dei 920.000 vuol dire che quelli lì che abbiamo perso sono in giro per la strada e sarebbero quelli che dovrebbero andare a occupare i posti liberi all'interno delle aziende che non vengono chiamati, ma anche gente che ha rinunciato a cercare posto di lavoro, che preferisce fare qualcosina in nero, con l'assistenzialismo che c'è sempre stato, col reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza e i banchi a rotelle che abbiamo, dei quali sono stati stanziati 461 milioni per acquistarli, vi ricordo che sono stati votati in epoca antecedente dai componenti anche di questo governo, eccetto Fratelli d'Italia. E qui mi sembra che lo sperpero a livello nazionale stia diventando una cosa incredibile. Vi dice uno che parla di economia e di soldi dalla mattina alla sera, e con questo finisco, perché secondo me se gli italiani continuano a non parlarsi così, sfido io che la magistratura viene fuori ogni giorno e riesce a fare quello che vuole. Ormai siamo completamente nelle loro mani. Pizzolato, sulla manovra, lei da bancario, insomma da esperto di banche, cosa pensa del fatto che la Meloni abbia detto adesso noi le banche le tassiamo, ci sarà questo contributo di 3 miliardi, una parte sarà utilizzata per famiglie, imprese, per la sanità, eccetera. Faccio questo intervento logicamente perché sono uno specialista dipendente di banca, poi mi permetto di portarle via un minuto, direttore, per una cosa personalissima che però ho piacere che la gente, il pubblico, anche se crea una determinata emozione, voglio che sappia relativamente a come parlavamo prima, relativamente ai magistrati e alla magistratura, che lei sa che qualche volta l'ho accennato, e le mie problematiche personali. Allora, questa manovra del governo è una cosa che mi lascia senza parole. Ancora una volta andiamo a toccare argomenti e tasche degli italiani quando non capisco perché non siano state fatte alcune altre manovre. Vi faccio un esempio. Si era detto di attaccare gli extra profitti delle banche, quando extra profitti le banche non li fanno. Le banche fanno profitti, non extra profitti, per cui chi parla con questo termine, e mi stupisce che a Roma venga utilizzato questo termine, è una persona di un'ignoranza pazzesca. Non ci sono extra profitti all'interno delle banche, ci sono profitti, ci sono utili, ma quale extra? La banca cosa fa di extra profitto? Nel momento esatto in cui si è parlato di attaccare questi profitti delle banche, questi utili, in maniera percentuale si vede in base alla potenzialità delle banche, attenzione, utili che le banche possono tranquillamente, l'ho già detto una volta circa un mese e mezzo fa, modificare, non dico a loro piacimento, ma si possono abbassare gli utili facendo una manovra sui titoli di proprietà delle banche. E qualcuno che mi sente e che è specialista sa che queste cose, spero De Franceschi lo sa perfettamente queste cose, spero riesca a capire perché non è facile spiegarlo alla gente, questa cosa è stata decisa di non essere fatta. Perché non è stata decisa di essere fatta? Perché il nostro vicepresidente che affianca la Meloni e che affianca Salvini è un rappresentante di Forza Italia. Forza Italia è sponsorizzata dalla famiglia Berlusconi, che detiene la proprietà di Mediolanum Banca. Mediolanum Banca, che è una delle banche che ha fatto in questi anni i migliori profitti, i migliori utili, e logicamente lui non voleva, Tajani, assolutamente che venisse attaccata la banca e che si potessero colpire i profitti di Banca Mediolanum e lui doveva assolutamente difenderli. Per questo la manovra sulle banche non è stata fatta. È inutile che ci contiamo balle, perché i tecnici come me, che sanno queste cose, possono dirlo tranquillamente in televisione. Queste sono le cose che vanno dette al pubblico, alla gente che ci ascolta, cose che la gente non capisce e non sa, perché purtroppo è ignorante di queste cose. La povera gente non può capirle queste cose. Altro passaggio.
Ma scusate un secondo, le banche o le colpiamo o non le colpiamo, perché domandare la mancia di 3 miliardi e mezzo alle banche, non capisco ancora come, con un'offerta, si è capito che sarà un'offerta in base alla potenzialità delle banche. Io se sono le banche non faccio nessuna offerta, ma vi do un dato statistico, tanto per dirvene una. Al governo mancano circa 10-12 miliardi per completare la manovra. Non si sono tassate le banche, 54 miliardi sarebbero arrivate dalle banche tassate, 54 miliardi arrivavano quest'anno dalle banche. Ma c'è una cosa ben più grave, Pensate che Fiat Stellantis, che in questo momento sta chiedendo allo Stato il contributo perché le auto elettriche costano di più, il 40% in più in Italia rispetto a tanti altri paesi, rispetto alla Cina, cose ridicole, perché da 50 anni, da 100 anni abbiamo sempre finanziato la Fiat, che ha sempre ricevuto da parte dello Stato qualsiasi tipo di contributo, e la gente scendeva in piazza, arrivavano i contributi, tutti ritornare a lavorare, ridicoli. Ma Fiat Stellantis, Mediaset, Enel, Eni, Ferrero, Illy Caffè, tanto perché lo sappiate gente del pubblico, Indesit, Luxottica, Perfetti, Saipem e Previa, che non so cosa sia, non mi ricordo cosa sia, hanno tutti la sede in Olanda e Paesi Bassi e pagano lì le tasse. Sapete da parte di queste aziende se avessero pagato le tasse in Italia com'era giusto e come si potrebbe chiedere? Perché anche se hanno la sede legale in paese si può fare una legge dove le tasse potrebbero pagare in Italia. Sono 57 miliardi di mancati introiti in Italia e ci stiamo chiedendo dove finiscono i soldi nostri. Sono state aumentate le pensioni da 614 euro a 621, cose ridicole. E qui abbiamo 57 miliardi da riscuotere e non abbiamo assolutamente riscuoteri. Tanto per dirvene una, visto che siamo tanto italiani, Yannick Sinner, che non l'ho mai visto con il tricolore addosso, ha la residenza a Monte Carlo, un vero e proprio esempio di italianità e tutti lo portiamo in un palmo di mano, però lui che è altoatesino, del tricolore dell'Italia, se ne infischia, ha ragione lui fa la sua vita, vuole essere il numero uno al mondo, si porta a casa i suoi soldi e si è messo la residenza a Monte Carlo proprio per non pagare le tasse in Italia. Qui in studio Paolo Pizzolato, prima il Veneto. Grazie, buonanotte a tutti. Arrivederci.